Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie, un abbraccio ancora alla nostra regista dalla bellissima voce e è nuova, speriamo rimanga. E un abbraccione grande, prima di tutto a Matteo, come al solito, e poi ai nostri 14 radioascoltatori, Gatto Gregorio, Gatta Tilli in primis, perché altrimenti diminuisce il numero dei nostri aficionados. Noi da giugno abbiamo puntato sul concetto di democrazia e sulla sua crisi, per leggere i fatti che avvengono giorno dopo giorno, avvengono a cadenze settimanali piuttosto che mensili, per avere un quadro, da quel punto di vista, avere un quadro il più possibile preciso e generale. Che cosa è emerso dai nostri ragionamenti, dal nostro continuo ricercare? È emerso nella sostanza che anche quelle che appaiono operazioni di giustizia, ricordo l'assurdo procedimento nei confronti di Matteo a Palermo, ricordo la questione dei migranti con l'opposizione dei giudici rispetto al loro trasferimento in Albania, ricordo adesso la questione della Corte Penale Internazionale. In tutti questi casi c'è un elemento comune, una traccia comune, e cioè ci sono organi sovranazionali che stanno al di là dello Stato italiano, i quali ritengono di poter imporre, o che si faccia riferimento, le loro norme rispetto a quelle dell'ordinamento dello Stato italiano. Questo è quello che abbiamo visto nel processo Matteo, dove il riferimento è a imprescindibili principi generali globali che potrebbero essere interpretati dal singolo giudice nonostante le leggi contrarie dello Stato a cui il giudice stesso appartiene. Abbiamo visto nel caso dei migranti il riferimento alla Corte di Giustizia, per cui l'applicazione di una legge interna è sospesa in attesa che giudici di un organismo sovranazionale decidano di interpretare una legata a un caso singolo, una loro sentenza. L'abbiamo visto nel caso della Corte Penale Internazionale, che con una sciatteria più unica che rara ha inviato chiaramente, abbiamo detto settimana scorsa, un atto nullo. Tra parentesi, mi fa piacere che sabato scorso, anticipando quanto riferito alle Camere, soprattutto dal ministro dottor Nordio, ma anche dal ministro dottor Piantedosi, abbiamo detto esattamente quello che poi hanno confermato al Senato, abbiamo visto la ripresa al Senato, i ministri stessi. Quindi, problema democratos, il potere del popolo. Nel momento in cui si fa riferimento a qualcosa che è al di fuori di un ordinamento, esprimendosi la democrazia, il democratos, potere del popolo, all'interno di un ordinamento, è chiaro che entra in gioco, entra in crisi il concetto stesso di democrazia. Perché? Perché la democrazia si esercita dal basso. Se è del popolo, deve in tutti i suoi gangli il popolo avere o poter contribuire, concorrere a quel potere. Quindi, e qui richiamo la battaglia che parte dal basso della Lega, parte dall'84, io ci sono dall'85, parte proprio il concetto dal basso. La democrazia significa tanti significati, partecipazione, responsabilità sulla base della libertà, ma è qualcosa che deve essere controllabile fin dai suoi nuclei basilari, che siano la famiglia, che siano i gruppi di amici, che sia il quartiere, che sia il comune,
la voce del singolo appartenente al popolo deve poter essere ascoltata e avere un peso. Se questo non si verifica, non si ha democrazia, perché la democrazia è basata proprio sul fatto che sia partecipata nel controllo di ciò che compete. Quindi, secondo il principio di sussidiarietà che abbiamo introdotto noi tanti anni fa, richiamandolo dal 40° anno di Pio IX, affermiamo che la democrazia deve essere questo, allorché ci sono organi non controllabili, addirittura non appartenenti a un ordinamento, che intendono imporre, in ragione di una visione illuministica, di una visione che è la visione socialista poi alla fine, pacifista e universale, per il bene di tutti, la regola di qualcuno che tu non puoi controllare sarà qualcos'altro, avrà un altro nome, ma non si chiama democrazia. Questo è l'elemento fondante. Qualcuno potrà chiedermi, non me lo può chiedere perché non c'è il telefono, ma potrà chiedermi se quindi l'unica formazione politica che in Italia sostiene una democrazia costitutiva, una democrazia nei fatti, sia la Lega. Nei fatti pare essere così, perché gli altri, tutti coloro che sostengono la possibilità che organi che stanno al di fuori dello Stato, non convenzionati, stanno al di fuori, stanno al di sopra, possano direttamente agire all'interno dell'ordinamento italiano, pensano in modo, per carità, legittimissimo, però non democratico. Non mi vengano a parlare di democrazia. Punto. È una cosa molto semplice, la democrazia nasce dal basso. Se la democrazia non nasce dal basso, non è democrazia. Se si distacca il potere, se chi detiene il potere, oggi in Italia sono i partiti, si distacca dal popolo, nei fatti o anche di diritto, quindi diventando praticamente come i partiti oggi delle strutture sostanzialmente paramafiose, come dice il professor Giuseppe De Rita, lo dice dal 2007, bene, non si ha democrazia. La democrazia è qualcosa di dedicato che va scrupolosamente conservato. Ciò che va conservato è la possibilità di partecipazione, di inserimento, di responsabilità e di controllo da parte del popolo. Fatto questo pistolotto di premessa, che però non è proprio niente, anzi, guardiamo il fatto eclatante di settimana scorsa, cioè la questione della Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale che cosa ha fatto? Ha ordinato l'arresto in Italia, stranamente, di questo criminale assassino, probabile criminale assassino al-Masri, senza nemmeno avvisare l'organo competente per convenzione sottoscritta, l'organo competente che è il Ministro della Giustizia, il quale viene contattato quando questo è già stato arrestato. Quindi la Corte Penale Internazionale ha ritenuto di poter esercitare un suo potere autonomo direttamente sul territorio italiano senza nemmeno informare il Ministro della Giustizia, il quale viene informato dell'arresto dalle autorità di polizia italiane. Ora, è chiaro che è in gioco quelli che sono i poteri fondamentali. Sono io che decido e, sia pure su tua richiesta, arresto al-Masri, o sei tu che direttamente vieni in casa mia e mi arresta uno e io non so neanche perché? Non è una cosa da poco. L'hanno girata, certo, l'hanno girata in un modo allucinante i vari, tanto ignoranti, i vari commentatori e politicanti della sinistra, ma è una questione giuridica fondamentale. Certo, non possiamo lasciare al geometra Bonelli, che è capo dei Verdi, per carità sarà bravissimo a tirare le righe sulle planimetrie, anche magari a misurare dei campi e magari conosce anche la differenza tra, che ne so, il prezzemolo e
e Basilico, però, perché è il capo dei Verdi, ma non si può lasciare una questione giuridica e ascoltare come obiezione giuridica il geometra Bonelli, che non ha le competenze tecniche per poterli discutere, molto semplicemente. E questo è un altro problema che si pone nella rappresentanza politica. Non ha le competenze politiche, l'abbiamo già detto altre volte del geometra Bonelli, al Senato o alla Camera, il ministro dottor Nordio l'ha attaccato direttamente, che non si possa neanche dire, tu non sai neanche di quello di cui stai parlando, ma perché? Non per colpa sua, perché non ha le conoscenze tecniche. Ora, lasciando il geometra Bonelli, precisiamo alcune cosette che sono state oscurate. Uno, la Corte Penale Internazionale, che ha uno statuto approvato, stabilito nel 1998, ma che risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti ricorderanno il processo di Norimberga, è il primo atto di una Corte Penale Internazionale. Ora, la Corte Penale Internazionale non è un organo giudiziario che risponde a un ordinamento, che risponde a un quadro generale di regole, no. È un ente sostanzialmente diplomatico, cioè è un ente diplomatico a cui sono state attribuite competenze giudiziarie. Infatti è composto da avvocati, da giudici solitamente in pensione, ma di grande carriera, da docenti universitari. Cioè, è un organo diplomatico, quindi dipendente dalla politica, sostanzialmente dai governi, che le nomine vengono proposte dai governi, un organo diplomatico che si occupa di giurisdizione riguardanti i reati più gravi, cioè i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Quindi, attenzione, non abbiamo a che fare con dei giudici da intendere come ordine giudiziario, abbiamo a che fare con un organo diplomatico, infatti i membri godono delle immunità diplomatiche, e con un organo diplomatico che agisce secondo giustizia per colpire questi gravissimi crimini di guerra e contro l'umanità. E già questo dice molto. Abbiamo a che fare in sostanza con un organo comunque della diplomazia, comunque politico, non è un organo asettico, giustizia per la giustizia, qualcosa un po' di diverso. Primo. Secondo, è stato detto che il mandato, che era una scusa, la storia della nullità del mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale. Non è una fesseria, è decisivo. Perché? Questo tizio qui, questo Al-Masri, questo criminale, supponiamo che lo sia davvero, anzi riteniamo che è probabile che lo sia davvero, questo qui dunque ha ricevuto, è stato attenzionato fin dal 2022. È stato colpito da una prima richiesta del procuratore della Corte Penale Internazionale nell'ottobre del 2022, cioè 2 anni e mezzo fa. La richiesta di cattura è stata reiterata il 2 ottobre del 2024, quindi 2 anni dopo, e nel frattempo questo signore si è aggirato tranquillamente per tutta l'Europa, ha fatto i suoi affari, aveva i suoi investimenti, si presenta come manager, aveva un passaporto con visto valido per gli Stati Uniti, cittadino turco, quindi ha fatto tutto quello che credeva. E anche dopo la reiterazione del mandato di cattura, della richiesta della cattura da parte del procuratore presso la Corte, il 6 gennaio è entrato nuovamente in Europa, è andato in Inghilterra presso uno studio di legali specializzato nel diritto dell'immigrazione, è andato in Germania, è andato a Bruxelles tra l'altro ha anche avuto contatti con organismi europei, dopodiché voleva vedere la partita Juventus-Milan perché lui è tifoso della Juventus e è venuto in Italia ad assistere alla partita per poi ripartire alla volta della Libia. Quando la Corte è stata certa che
fosse arrivato in Italia, aveva prenotato l'albergo, è arrivato all'albergo, la Corte si è riunita il 18 gennaio e ha emanato l'ordine di cattura. Questo qui si è aggirato da tutte le parti. Chiamatelo realismo politico, chiamatelo più propriamente sotto il profilo morale cinismo, ma nessuno l'ha arrestato prima e tutti sapevano, essendo state comunicate i suoi crimini alla Corte, tutti sapevano che era un criminale, nessuno l'ha arrestato. Quindi quando l'opposizione viene a dire avete rilasciato un criminale, no, fermi, l'hanno rilasciato tutti per 2 anni e mezzo, il criminale, perché nessuno l'ha toccato, lo fermavano in continuazione per controlli stradali che se ne avessimo subiti tanti noi, quanti al Masri saremmo incazzati come delle bisce, ma l'hanno continuamente fermato, controllato, ma non l'hanno mai fermato perché? Chiamato realismo politico, realpolitik, chiamatelo cinismo morale, questo, finché non ci fosse un provvedimento valido, non è stato mai fermato, non è stato mai arrestato, nonostante sapesse benissimo che era un criminale. È evidente dal ragionamento che il provvedimento diventa decisivo, perché è solo quello, a questo punto, nella realpolitik, nel cinismo, che autorizza a mettere in galera quel personaggio qui. Quindi è decisivo quel provvedimento. Bene, dalla Corte Penale Internazionale arriva un provvedimento nullo, radicalmente nullo, e certamente nullo, perché ci sono 2 cosette che nessuno ha detto, e cioè, su richiesta dell'ONU, la Corte Penale Internazionale è titolare del diritto di indagare sui crimini contro l'umanità, crimini di guerra commessi in Libia dal 2011 al 2015. Limiti temporali che sono invalicabili, perché è un mandato specifico a un organo diplomatico specifico. Quindi il procuratore fa un'interpretazione di questo mandato e dice che se i crimini commessi in Libia, anche successivi al 2015, sono comunque legati a quello che è successo, la rivolta, la cosiddetta primavera araba voluta dal premio Nobel Obama, la disgraziatissima e non dico altro, primavera araba voluta dal democraticissimo Obama, bene, l'icona del PD, se il mandato è relativo a quei fatti, dice il procuratore, ma io lo estendo perché sono in relazione continua con quei fatti. No, l'organo diplomatico, tra l'altro su richiesta un organo esterno, perché la Corte Penale non è organo dell'ONU, quindi su richiesta dell'ONU, la Corte Penale Internazionale può agire solo e soltanto nei limiti che sono stati fissati, non può farli funzionare con l'elastico. Ed ecco dove c'è la prima bugia clamorosa che è stata raccontata, cioè nell'ordine di cattura si fa riferimento al 2011, ma non è un errore di stampa o di scrittura come raccontato dal PD, è voluto, perché senza quel 2011 si è fuori dalla competenza della Corte. Ripeto, il provvedimento suo è necessario, perché qui ha girato per 2 anni e mezzo per tutte le parti. Quindi è al di fuori della competenza della Corte e addirittura un membro della Corte fa rilevare la non competenza della Corte Penale stessa. Quindi si costituisce un tribunale composto da 3 membri, di cui uno si dichiara incompetente. Io mi richiedo addirittura se la Corte sia stata regolarmente costituita, cioè se il provvedimento non sia soltanto nullo, ma possa definirsi in termini giuridici esistente, perché mi chiedo se quella riunione sia una riunione valida, esistente, se sia costituito regolarmente l'organo che doveva giudicare. La parte dice, ma qui siamo al di fuori. E infatti il 2011 richiamato nell'ordine di cattura, che non ha nessun riferimento ai fatti contestati, non è un errore banale. È voluto
per agganciare una competenza che non esiste. Ora, questo il dato oggettivo. Abbiamo un provvedimento che nella migliore delle ipotesi è nullo, nella peggiore addirittura non esiste, e quel provvedimento è decisivo per consentire la cattura. Bene, quel provvedimento viene emanato, il delinquente, il criminale, viene arrestato in Italia, quando è già in Italia, e si chiede, contrariamente a quanto previsto dal trattato costitutivo della Corte Penale Internazionale, si chiede che il ministro a questo punto faccia da scrivacchina e vada e convalidi l'arresto e si goda lui la patata bollente che gli è stata messa nel piatto da questo organo diplomatico. A questo punto i primi che esaminano la vicenda sono la Procura della Corte d'Appello di Roma sul ricorso dell'avvocato di Al-Masri, e quelli dicono non luogo a procedere, non c'è materia per poter arrestare questo qui. Questo è quello che hanno detto. Non c'è materia per poter arrestare questo qui. E chiede al ministro se per caso la materia c'è da lui. E a questo punto, visto che è l'interlocutore, fammi sapere. E il ministro dice no, io non so niente, ho saputo stamattina e sto esaminando quella roba qui, e quella roba qui mi appare a prima vista, proprio appena dopo averla letta con quel poco di inglese che conosco, mi pare di capire che è addirittura nullo. Non sa ancora lui dell'opposizione del membro interno. Dice è addirittura nullo perché fa riferimento a delle date che non corrispondono. Non puoi più imputare qualcuno dicendo ma più o meno tu potresti aver compiuto questi reati dal 2011 a oggi. Chi lo sa quando? Non si può. Non è identificato l'oggetto dell'imputazione. Ma non è finita qui. Il mandato di cattura è anche taroccato, perché per un errore, e non è un errore, viene casualmente omessa l'opposizione del giudice, quello che ha detto che noi non siamo competenti. Vi obietto che noi non siamo competenti. Viene omessa, tanto che 6 giorni dopo, il 24 di gennaio, la Camera di Consiglio viene riconvocata, il Tribunale, la Corte si riunisce un'altra volta e si riunisce per redigere ex novo un atto completamente diverso che ha efficacia quindi soltanto da quel momento, in cui compare anche il parere della giudice che ha detto noi non siamo competenti. Bene, quindi l'ordine di cattura valido, che è decisivo, abbiamo visto, se no questo qui girava tranquillamente fermato dalla polizia, ma nessuno però lo metteva in galera. L'ordine decisivo è soltanto del 24 novembre, quando per logici motivi di sicurezza, perché uno del genere in casa non te lo tieni, neanche se ti paga, è stato rimpatriato con i soliti metodi che si usano sempre in questi casi. Tenete conto che l'accusa rivolta ai membri del governo di peculato, cioè di aver sperperato per proprie convenienze il denaro dello Stato, l'accusa dovrebbe essere rivolta a tutti i rimpatri, perché tutti i rimpatri avvengono a spese dello Stato e a spese con mezzi dello Stato, quindi non si capisce neanche quello, non si capisce niente. Ora, quello che è certo è che l'ordine valido di cattura di questo signore è del 24 gennaio, quando questo signore impropriamente e indebitamente arrestato dalla polizia italiana su ordine della Corte Penale Internazionale è stato già rimandato in Libia per non averlo qua fra i piedi, perché è un soggetto pericoloso. Ora, questo è il quadro che peraltro è delineato molto, secondo me anche molto chiaramente, è stato delineato in Senato. Non l'ha capito il geometra Bonelli perché non ha gli strumenti tecnici per capirlo, però spero di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione.
Adesso il ministro, proprio per l'incomprensibile sequenza di errori, fra virgolette, colposamente commessi, chiederà spiegazioni alla Corte Penale Internazionale, perché la Corte Penale Internazionale dovrà spiegarmi come mai si è pronunciato un collegio di 3 giudici di cui uno dice ma io non sono competente, quindi quel collegio lì non era composto regolarmente. Uno dice di non essere competente, ce ne vuole uno che dica che è competente a giudicare. Se poteva quel collegio lì a maggioranza autoritenersi legittimato, o se competeva qualcun altro dire sì, sei legittimato o non sei legittimato. Se con quel comportamento è stato provocato un grave pregiudizio alla sicurezza di uno Stato membro, qual è lo Stato italiano. Quindi è ribaltata completamente la storia. Siamo noi a chiedere a questi signori come mai si sono comportati in quel modo. È esattamente il rovescio di quello che ha raccontato la sinistra, non distinguendosi in questo molto dal geometra Bonelli, che di competenza non ne ha. Ora, il problema a questo punto è valutare nell'ambito sempre della conservazione, della preservazione della democrazia, Dem Kratos, quale sia il significato di tutti quegli organi che sono stati creati a partire dalla Seconda Guerra Mondiale sulla base del fallimento della società delle nazioni, voluta in particolare dal presidente degli Stati Uniti d'America Wilson alla fine della Prima Guerra Mondiale, la società delle nazioni, e che ha dimostrato il suo fallimento in tutta la sua storia, non ha impedito il nascere degli autoritarismi e dei totalitarismi, il comunismo, il fascismo, il nazismo, non ha soprattutto impedito il verificarsi della Seconda Guerra Mondiale, anzi ha contribuito a crearne i presupposti. Benissimo. Ora, quindi in questo quadro, nella preservazione della democrazia da parte nostra e nel valutare come attentati, tra virgolette, alla democrazia quegli atti anche giudiziari che stiamo vedendo, che si stanno verificando, io qui per oggi la chiudo, ci sentiremo a Dio piacendo sabato prossimo. Nel frattempo abbraccio tutti, abbraccio Matteo, i nostri 14 radioascoltatori, Tina, la nonna, la gattina Tilly, il gatto Gregorio, Bruna, Nicolò, e avanti, avendo ben chiaro che la democrazia, forse gli unici a poter parlare veramente di democrazia per quello che è nella sua essenza, siamo noi della Lega. Penso un po'.